Quindi sarebbe chiatazza, Gnovis, Borg Station a Udin anche mosso dai riflettori. Dopo la barafuse tra dos bandis che ieri si sono affrontati in via Leopardi, a sun di Pidadis e Puns, a lei qui che alla viodut da Sufur anche Curtis e Macete, e svampe une nuove polemiche, tra cui in che zone alle astau al gestis un'attività commerciale. A son residenze lavoratori a favela di una sorte di zone franche in città, dove che spaccio di sostanze stupefacenti e prostituzione sono fenomeni tutt'altri che occasionali. Dopo la barafuse di Ira sono 5 le persone arrestate. Anche mono è stata fissata l'audienza di validazione che stamattina intanto il sindaco di Udin Pietro Fontanini ha relato in visite all'agente di polizia locale restato ferito in te barafuse. Fontanini ha domande più controlli ai fuarcis dall'ordine e misure più zovevulis per contrastare questo genere di fenomeni. Sintinlu. Si indica l'aggressione ai danni di un agente della polizia locale e vuoi la sua solidarietà? Sì, si è venuto a portare la solidarietà ai nostri poliziosi che dal comune, perché ieri purtroppo hanno scognato di intervenire per fermare una baruffa tra l'altro uno aveva un macete, quindi potete immaginare a che livello che erano queste baruffe tra spacciatori di droghe. E purtroppo intervenendo ha avuto anche lui una conseguenza, ha fatto una botta dal genoli, non è una roba grave, però questo dimostra che purtroppo queste persone, anche dinanzi ai poliziosi o ai vigili del comune, non si fermano e hanno queste arroganze, queste voglia di non mantenere le regole, è una roba che non si può accettare. E allora dite grazie alle nostre polizie che intervengono e domandi anche al prefetto e al questore di essere più presenti, di mandare la Polizia di Stato e i Carabinieri a intervenire perché è una situazione che ci preoccupa una ora. E è in condizioni serie su una femmina di 80 anni che questa mattina in ora è di 30, intanto che ieri da ora passali strighi spedonals in via Prendi Mai a Monfalcone e è stata tirata sotto di una vetture. Immediate la chiamata di aiuto a un'ambulanza di Monfalcone e di una macchina di emergenze mediche di Gardistie. La femmina è stata portata all'ospedale di Monfalcone e ha riportato un trauma cranico serio. 2 persone sono restate ferite in un incidente stradale fatto questa mattina a Udin via Zanussi per cause in corso di accertamento de bande de sfuarcis dall'ordine. Un motociclista l'ha investito una femmina che ieri da ora chiamina. Queste ultime ha riportato lesioni serie al bacino est di Ambis e è stata trasportata in svolo all'ospedale Santa Maria de Misericordia di Udin. Sul Puest, la Sores e ha inviato anche un'ambulanza che comunque all'estate trasferita in tal stesso nosocomi anche il motociclista che l'ha riportato traumi e partalte dal quarto. Un volume dal 600 in lingue francese di carattere dottrinale religioso di Santa Iaroni è stato consegnato al direttore delle biblioteche de Curie dall'Ordine dei Gesuiti di Roma, dai Carabinieri e dal Nucleo per tutele dal patrimonio culturale di Udin. Il libro è stato consegnato al termine di una investigazione coordinata da Procure delle Repubbliche di Gorizia e accade dopo il monitoramento dai canali di e-commerce finalizzati a ricerche di libri antichi commercializzati in maniere illecite. Il volume è stato messo di fatto in vendita su una piattaforma commerciale di un privato residente in te capitale dal Lusince. All'estate screate queste mattine a Cussignà il prim dai 7 ambulatori infermieristici di quartiere che a Vierzarana a Udine. Il comune ha deciso di restaurare, rinnovandolo, un servizio erogato in passato pro di persone fragili e anziani. Si basa sulle attività di professionisti e volontari delle Croce Rosse italiane. È finanziato con i fondi destinati dai stessi cittadini sudinese attraverso il 5 per 1000. A quel di Cussignà alla Radaur in Taidisca Venin la virtidure di altri 6 ambulatori che tra che di San Svualt, Padier, Laipa e Rix.
Sul new ambulatorio di Cussignac ho sentito il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Ho sentito a Cussignac, al quartiere, le sedi di circoscrizione, percessino chi ho sentito perché voi avete inaugurato in pratica all'ambulatorio di quartiere. Alle presenze ovviamente dall'assessore Barilari, assessore alla salute, quella Croce Rossa che sta facendo un gran lavoro in tutto il territorio e questo progetto alle partite con le donazioni che ha fatto Udinese, quindi a 5.000, quindi abbiamo utilizzato i besa lì che sono circa 40.000 euro per impostare in tutti i quartieri un presidio, un punto di riferimento per persone anziane e quindi abbiamo un infermiere di quartiere, abbiamo un infermiere di quartiere che arriverà una volta alla settimana praticamente a sentire, a misurare le pressioni, a fare tutte le robotiche che si faceva anche a Insfag dopo l'estate interrotta. È stata riprenduta come è importante perché tante gente domandava di misurare le pressioni, di vedere i farmaci, perché non sempre arrivano i miedis, no? Tra l'altro vengono anche post miedis di base e quindi calcal va un po' a aiutare al collegamento con il territorio, con le associazioni, che hai anche le serie di donatori di sangue e via dicendo. E sono un po' un completamento, ma io ne vi le robe perché in tutti i quartieri di Udine va in questo presidio che le gente ha domandava già in sfai cosa si arrivasse a farlo come. Une clamade per salvare la vita. Questo è il titolo del progetto che al quarto in tesquelis tra i giovani, ma attraverso di loro anche fameis, gli operatori de sores clamazza sclaria dimostrare in te pratiche c'è tanto che sia importante la correttezza declamata del 112 quando si verifiche un'emergenza sanitaria. Il progetto è finanziato da Fondazione Friuli e da Regione e è dotato anche a ogni scuola di un defibrillatore. Il progetto l'ha fatto questa mattina all'Istituto Zanon di Udine. Dulac sono stati anche dati indicazioni ai studenti sulle manovre di fa in caso di arresto cardiaco. È stato presentato vuente, sede di Udine de Regione, il sito web multilinguale dal Consiglio regionale. Un progetto indrecciato a rinforzare le lingue minoritarie che rappresentano un tassello importante in difesa delle autonomie regionali. Ha sottolineato l'assessore regionale lingue minoritarie Pierpaolo Roberti e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sin qui per presentare il sito dal Consiglio regionale, una presentazione che non splasso lavoro proprio perché contiene il Furlan, la nostra lingua mari, e tutto il sito è praticamente una visita virtuale al Consiglio regionale, che sono spiegate le funzioni del Consiglio regionale, ma anche i puesti del Consiglio regionale, che sono un lavoro interessante. Tante volte sai che in Friuli non si usa la Trieste magari per via di edifici, ma al caso proprio di dare un tour virtuale anche su internet proprio per via di le caratteristiche di un posto che alle volte non si conosce bene, sia di tali funzioni ma sia di anche proprio tali caratteristiche artistiche che sono un lavoro interessanti e quindi dai arazzos al mosaico a tutta una serie di situazioni che si invidi a scoprire proprio perché è un bel tour. In Regione abbiamo presentato il primo sito del Consiglio regionale in lingue minoritarie, sono il Furlan, il tedesco e il sloveno. È un atto di amore per le nostre lingue, per le nostre specialità. Il Consiglio regionale, il Presidente, è sempre donde a che a faveli in Furlan, in sloveno e in tedesco, perché questo vuol dire essere autonomi, vuol dire speciali, vuol dire in qualche modo avere in mano il nostro futuro. Anche per usgnot alle dut, gnovis al torne domandi sere, a nuf mancul vinc. Mandi.